Questione casa, la situazione attuale, le prospettive future dell'abitare nel territorio veneziano, quella esaminata durante un convegno promosso da Insula, la società pubblica che si occupa della gestione del patrimonio edilizio, con il patrocinio del Comune di Venezia, di Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità. L'attenzione è stata posta soprattutto al patrimonio edilizio residenziale pubblico come risorsa essenziale della città da tutelare attraverso una governance sostenibile e socialmente responsabile. 10 anni di Insula, 106 milioni di euro di finanziamenti che abbiamo trasformato in lavori per il riatto veloce, riatto più complessi, manutenzioni, circa 2 milioni e mezzo di manutenzioni spesi ogni anno, il super bonus, altri 30 milioni di euro. Insomma, oggi nel convegno abbiamo voluto raccontare tutto quello che abbiamo fatto, c'è ancora molto da fare, ma grazie al piano casa e grazie al Comune di Venezia che ci dà fondi certi da qui fino al 2029, siamo sicuri di essere in grado di offrire sempre gli alloggi pubblici al Comune di Venezia affinché vengano assegnati a nuove famiglie per costruire loro il nuovo futuro. Un importante momento per da un lato ribadire il grande impegno del Comune di Venezia sulla casa, 1400 case restaurate e assegnate a 1400 famiglie negli ultimi anni, l'innovazione del social housing, i bandi autorestauro, il grande investimento di rigenerazione anche degli spazi pubblici intorno ai quartieri popolari dopo tanti anni di abbandono e dall'altra parte anche per parlare del futuro. Abbiamo ascoltato grandi accademici, grandi professori universitari, grandi esperienze di altre grandi città europee e abbiamo ascoltato con loro quali possono essere modelli di collaborazione pubblico-privato per rimettere in gioco anche il patrimonio abitativo, non solo quello pubblico, all'interno della ricerca di case e della pressione di individuare case. Il nostro comune è impegnatissimo, insieme ad altri comuni italiani è tra i primi posti in termini di investimenti nel settore abitativo, serve però anche una riforma complessiva, secondo me, legata anche a una nuova legge regionale sulla casa che ci dia maggior libertà e dall'altra parte anche un ripensamento del ruolo delle ATER che dovrebbero, secondo me, nei comuni capoluogo lasciare il patrimonio e le risorse ai comuni per evitare un doppione, un dualismo tra comune e ATER.